Di America dentro, ma anche di America fuori. Ecco, questa è un po' la domanda dalla quale desidero partire. Grazie mille. Serve un microfono. Non è microfonato? Ok, scusate. Grazie mille, mi tocca abbassare un po' il livello della conversazione, passare dalla poesia alla prosa, farò del mio meglio. A partire dall'evidenza, e cioè che parlare di America e di Italia è parlare di due realtà che sono strettamente connesse. Lo vediamo in maniera plastica nella storia di questa regione, ma lo vediamo più in generale. E quindi quando noi scriviamo un numero sull'America, specialmente quest'ultimo, appunto Mal d'America, ci rendiamo conto che quello che sta succedendo in America, di cui tratterò brevemente, ci riguarda molto ma molto da vicino. Però è stato detto di Kennedy, è stato citato il muro di Gorizia, è stata citata la fondamentale presenza delle nostre forze armate su quest'area di confine, e quindi vorrei ricordare una frase che il presidente Kennedy pronunciò quando gli fu detto che nella città di Berlino, intorno alla città di Berlino, era stato costruito un muro. E la sua prima reazione fu "much better a wall than a war", molto meglio un muro di una guerra. Questo credo che sia un fascio di luce che ci illumina su che cos'era quel mondo, il mondo della guerra fredda. Cioè era un mondo in cui le linee di confine permettevano a chi stava di qua o di là, nell'impero americano, nell'impero sovietico, di fare cose che all'altro non poteva toccare di fare. Mi spiego, se l'Unione Sovietica aveva qualcosa da ridire contro un satellite del suo impero, e ne aveva, Berlino Est 53, la Polonia e l'Ungheria nel 56, la Cecoslovacchia nel 68, e questo provocava da parte americana vibranti proteste, come si dice, e qualche scenografia, ma la consapevolezza che era comunque interna a un impero altro, l'impero nemico, che aveva sull'America un effetto disciplinante, cioè l'America sapeva che quello era un territorio non suo, nel quale non aveva molto da dire, salvo dare il più possibile fastidio al regime sovietico, ma in cui non si poteva rischiare una guerra perché sarebbe stata la fine di entrambi. Tradotto in italiano, la pace in Europa. Americani e sovietici in quella fase della storia si combattevano fisicamente solo fuori dal nostro continente e attraverso guerre per procura. Pensiamo la più tragica, quella del Vietnam. Questo è stato spesso, questa realtà di fatto, è stata spesso tradita dal nome guerra fredda che abbiamo dato a quel periodo. Ma quale guerra? Era pace, pace per noi quantomeno, per noi italiani e noi europei. Finita la guerra fredda è cominciata la guerra vera, però, ed è cominciata, guarda caso, appena al di là, qualche proiettile è arrivato anche a Gorizia, è cominciata appena al di là della frontiera italo-jugoslava. Questo ci aiuta a capire intanto il senso di quei muri, gli effetti della loro caduta e la fine di quella sorta di legittima o illegittima collaborazione di fatto tra i due imperi che pure si consideravano reciprocamente, se non il male assoluto, qualcosa di simile. A proposito di questo confine, cioè del confine fra l'Italia del nord-est e la Jugoslavia, da un punto di vista strategico in realtà non era un confine. La cortina di ferro non era quella che passava tra Gorizia e Nova Gorica, la cortina di ferro era la Drava, perché tutti sapevano che da un punto di vista strategico, se l'Unione Sovietica avesse voluto penetrare in Europa, avrebbe dovuto fare i conti innanzitutto con la Jugoslavia. E la Jugoslavia, che ovviamente non era nella NATO, ma non era nemmeno nel patto di Varsavia, era più che attrezzata, lo abbiamo visto durante le guerre di Jugoslavia, per una guerra di guerriglia che avrebbe certamente
molto impegnato le armate sovietiche. Quindi sì, certo, molto probabilmente in caso di attacco sovietico verso l'Italia, le prime linee del patto di Varsavia, quindi ungheresi, ucraini, sarebbero potuti passare dalla famosa soglia di Gorizia, non senza però aver incontrato qualche resistenza, mettiamola così, da parte jugoslava. La seconda cosa che ci riguarda molto da vicino è che la fine di quella fase della guerra fredda, come dicevo, ha aperto la guerra in Europa. Il primo numero di Limes si chiamava La guerra in Europa. Chissà perché, quando c'è stata la guerra in Ucraina, è stato detto la guerra è tornata in Europa. Ma no, per 10 anni, dico 10 anni, dal 91 al 2000, abbiamo assistito a tragiche battaglie sul fronte jugoslavo, qui dietro, e tutto questo è stato rimosso come se non ci fossimo mai stati. Abbiamo anche rimosso il fatto che noi l'abbiamo combattuta questa guerra, sia pure in maniera relativa, che l'Italia ha partecipato all'attacco alla Jugoslavia, che i nostri aviatori hanno bombardato Belgrado, ma lo facevano da fantasmi. Perché fantasmi? Perché ne ho conosciuti alcuni di coloro che hanno bombardato Belgrado e avevano sulla divisa disegnato un fantasma, perché loro, diciamo, ufficialmente era meglio che non si sapesse che stavano bombardando la Jugoslavia. Ricordo anche che il capo di Stato Maggiore della Difesa di allora dovette improvvisare con una sorta di magia filologica una mobilitazione delle nostre forze armate senza che vi fosse uno stato di guerra, perché nessuno dei nostri responsabili politici, pur facendo la guerra, poteva dire che era una guerra. E questo non è semplicemente un aneddoto, è un fatto che dobbiamo tenere presente oggi quando si parla di guerra in Europa, e cioè il fatto che al di là di tutta la storia degli armamenti, i missili, chi ha più munizioni, da quella parte, penso all'Ucraina, alla Russia, la gente è disposta a morire. Da questa parte no. C'è un problema o c'è un vantaggio, decidete voi, di tipo culturale. Noi, dopo 3 generazioni di pace, abbiamo completamente rimosso l'idea di dover combattere una guerra. Ma se vogliamo guardare anche come è composta la nostra società, coloro che hanno combattuto le grandi guerre dell'Italia, a cominciare da quella del 14, 15, 18, poi la Seconda Guerra Mondiale, erano classi che quasi non esistono più. Operai, contadini. Non esiste quindi nemmeno da un punto di vista materiale quella massa di potenziali combattenti che invece esiste anche per ragioni culturali altrove. Quindi il nostro spaesamento di fronte prima alla guerra in Jugoslavia e poi adesso alla guerra in Ucraina, sperando che si fermi lì, è uno spaesamento culturale. Noi abbiamo rimosso la guerra, addirittura l'abbiamo proscritta con un articolo della Costituzione e abbiamo pensato che siccome abbiamo scritto quell'articolo non ci poteva più essere la guerra. Ovviamente non era così, ce ne accorgiamo adesso e prima ci svegliamo e meglio è, perché non dipende da noi solamente se ci sarà, ma io non credo, ma se ci dovesse essere una guerra che si spingesse addirittura fino a qua. E vengo all'America, perché l'America oggi più che mai è importante per noi. La crisi che sta attraversando l'America, che è una crisi di identità, cioè il peggio che ti possa succedere, non una crisi economica, una crisi sociale, una crisi politica, una crisi di identità, cioè gli americani non sanno più bene chi sono, oppure hanno delle idee molto diverse gli uni dagli altri su che cosa voglia dire essere americano. Who are we? Si chiedono gli americani, chi siamo? Quando uno si chiede chi siamo vuol dire che sta molto male. Se poi questo signore, parlando per metafore, è la più grande potenza del mondo, allora le cose cominciano a essere pericolose. Ma come sappiamo, noi siamo dal 1945 di fatto parte del sistema imperiale americano nel mondo, sia pure informale, ma effettivamente molto cogente,
che si estendeva ai tempi della guerra fredda appunto fino a questa frontiera, ma che dopo la fine della guerra fredda molti pensavano in America che fosse in qualche modo già esteso o comunque estendibile al resto del pianeta. La famosa globalizzazione che cos'era se non questo? L'estensione del paradigma americano, politico, quindi istituzioni liberal-democratiche, economico, quindi il capitalismo liberale, liberista di mercato, come la cifra del mondo. Il mondo, secondo quella visione di non tanto tempo fa, era una America in potenza. Il problema è che sta diventando un'America in potenza con la M, nel senso che lo vediamo dalla cronaca. L'America non fa più paura a nessuno. E questa è una pessima notizia per noi, perché la nostra sicurezza dipende totalmente, è inutile che ci prendiamo in giro, dall'America. Se non ci fosse, e poi dovremo anche misurare in che misura esiste questo ombrello, l'ombrello americano, il famoso articolo 5 della NATO, che ce lo raccontano in un modo ma è scritto in un altro, cioè lascia ampia libertà ai soci di reagire a un'eventuale aggressione, e l'ombrello americano è diventato molto meno credibile di quanto non fosse fino a un paio d'anni fa. È un dibattito che naturalmente da noi non si svolge per la ragione che dicevo prima, perché siamo consapevoli che una guerra non la possiamo combattere. Non è questione di vincere o di perdere, non siamo in grado di farlo. O se siamo in grado di farlo sarebbero puri atti di eroismo. Puri atti di eroismo. Che cosa significa questa fine della deterrenza americana? Beh, lo puoi vedere dappertutto. Beh, intanto lo vedi dal fatto che la Russia ha attaccato, invaso l'Ucraina, essendo ben certa che l'America non avrebbe reagito. Much better a wall. Poco prima, era il novembre del 2021, che Putin scatenasse le sue forze verso l'Ucraina. Americani e sovietici, americani e russi già avevano stabilito le grandi linee della partita. Il capo della CIA, Burns, aveva parlato con Putin, che diciamo, di mestiere, come sappiamo, era anche lui uomo dell'intelligence, e avevano stabilito grosso modo le regole del gioco. Primo, l'America e la Russia non si fanno la guerra. Secondo, escluso qualsiasi scenario atomico. Terzo, tra virgolette, vinca il migliore, cioè gli americani avevano già preparato la ritirata su Leopoli, sul nord-ovest dell'Ucraina, scontando il fatto che i russi sarebbero arrivati a Kiev. E questo già dice molto sulla disponibilità dell'America a fare la guerra. D'altronde, poco prima della guerra, a Biden scappò detto, perché uno dei vantaggi della senilità è che ogni tanto dici la verità, scappò detto, beh, se proprio i russi vogliono fare una modesta incursione, citazione letterale, la facciano. Quando la modesta incursione, che non era poi tanto modesta, scattò, immediatamente Biden disse una cosa, ma Biden, tutta l'amministrazione americana, il segretario generale della NATO per quel che conta, tutti i paesi europei dissero sì, è una cosa orribile, condannabile, sosteniamo in tutti i modi il popolo ucraino, ma noi la guerra alla Russia non la facciamo. Detto in altre parole, cari amici ucraini, noi vi diamo le armi e voi morite per noi. Il che è quello che sta succedendo. Obiettivo astuto di una parte dell'amministrazione americana, in questo modo la Russia si dissangua, si indebolisce, noi ci rafforziamo e il legame, peraltro sempre abbastanza dubbio, tra i due grandi nemici dell'America, cioè Cina e Russia, si indebolisce. Bene, sì, sicuramente la Russia ha subito delle perdite notevoli, ma se c'è uno dissanguato purtroppo è l'Ucraina. L'Ucraina oggi è totalmente dipendente da noi, sia dal punto di vista finanziario. Gli stipendi agli ucraini li paghiamo noi, 5 miliardi di bilancio mensile. Le forze armate ucraine sparano ormai solamente con le armi occidentali, perché quelle che avevano prima di epoca sovietica le hanno già consumate. Munizioni ne hanno proprio poche,
anche perché in questa guerra abbiamo scoperto una cosa che non sapevamo o che avevamo rimosso, e cioè che nel momento in cui l'America pensava di essere trionfante e pensava che il mondo si battesse per diventare come lei, aveva sostanzialmente abolito l'industria militare. Cioè non solo non ci sono più molte fabbriche che producono armi in America, ma non c'è nemmeno il personale capace eventualmente di produrre. E quando tu smantelli tutto un settore perché pensi che con le grandi tecnologie, con le bombe atomiche e con i missili intercontinentali hai risolto tutti i problemi, beh, allora è molto difficile. Quindi la prima cosa da capire è che dopo questa guerra, dopo il 24 febbraio 2022, noi siamo molto più responsabili di noi stessi di quanto non lo fossimo prima, nel senso che sappiamo, ma lo sanno tutti gli europei, che il grado di protezione americana è, diciamo così, uso un termine gentile, limitato. In Germania si discute di farsi la bomba atomica propria perché non si fidano di quella americana. Alcuni paesi europei più, diciamo, simpatetici verso i russi cercano di annodare un dialogo, altri invece sperano che l'Ucraina si riprenda e magari finisca con la sconfitta o addirittura con la distruzione della Russia. Comunque, in ogni caso, siamo in uno sconvolgimento tale che ci ha preso tutti di sorpresa. Noi siamo, per esempio, l'unico paese fra quelli che danno le armi all'Ucraina che non ha il coraggio di dire che armi dà e quante ne dà. C'è il segreto su questo. L'unico paese. Quasi, allora, dovessimo decidere, ci vergogniamo di dare le armi all'Ucraina? Mi pare contrastante con tutto quello che diciamo. Perché non possiamo dire che diamo le armi all'Ucraina in questa quantità, in questa qualità, che poi non è straordinaria, intendiamoci? Perché se un ministro della difesa o un presidente del Consiglio lo dicesse, ci sarebbe l'insurrezione in Parlamento. Cioè noi non siamo più in grado di dire a noi stessi le cose come stanno, e questo è un pessimo segno, considerando che gli errori in una fase del genere si pagano. Non tutti possono permettersi le guerre per procura. Noi non possiamo dire a un popolo difenditi, che ti vogliamo bene, e poi fai un po' quello che credi. Per concludere, poi lascio spazio a tutte le domande che vorrà farmi la nostra vice sindaca, ma che cosa vuol dire diventare più responsabili? Vuol dire innanzitutto cercare di capire come stanno le cose, ed è quello che cerchiamo di fare anche in questo numero di Limes, approfondendo la crisi interna americana. E devo dire che parlando con gli americani mi ha veramente colpito il livello di autoflagellazione che c'è oggi negli apparati americani. Cioè senti dire agli americani di se stessi delle cose che spesso i loro peggiori nemici non osavano dire. E quando una potenza di quelle dimensioni comincia a dubitare di sé in questo modo e addirittura appunto a flagellarsi in questo modo dicendo abbiamo sbagliato tutto, non abbiamo capito niente, abbiamo esagerato nella nostra, diciamo, idea di estendere la nostra potenza dappertutto e così via, non sappiamo adesso come fare, cavatevela un po' voi, beh, insomma. Faccio un solo esempio, diciamo, riferito invece a un'altra guerra. Israele a Gaza, che non è una guerra, è un massacro. Che cosa fa l'America in questa guerra? Mettetevi al posto di un palestinese di Gaza, guardate il cielo. Dal cielo avete due messaggi americani contemporaneamente. Bombe sparate dai caccia o comunque da Israele, americane, perché l'America dà il 70% degli armamenti a Israele, e pacchetti di aiuti umanitari e sanitari che piovono da aerei americani, sempre made in USA. Una tale schizofrenia credo che non sia mai esistita nella storia. Un paese che bombarda, sia pure indirettamente, e cerca di salvare direttamente una popolazione attaccata da un altro paese per reazione al famoso famigerato pogrom del 7 ottobre. Quindi se siamo messi così non c'è più molto spazio per sperare di delegare ad altri i nostri problemi.
Che cosa vuol dire allora questo? Beh, appunto, cercare di capire come stanno le cose e poi cominciare anche a fare qualcosa. Sempre parlando con gli americani, abbiamo constatato un interessante paradosso. Loro stanno il più possibile disimpegnandosi da tutto quello che non è essenziale e stanno cercando di riconcentrarsi su tutto quello che è fondamentale, inevitabile, vitale. Una buona parte di quello che non è essenziale per gli americani, ma che comunque fa parte della loro sfera di influenza, è ciò che è intorno all'Italia. Dal punto di vista americano, ma di chiunque altro guardi l'Italia è una piattaforma logistica in mezzo al Mediterraneo, dove non a caso siamo pieni di basi americane, perché il primo obiettivo americano per il controllo di quest'area è appunto avere un punto fermo in Italia, dalla Sicilia al nord-est, ed impedire che una potenza nemica ci metta piede. Solo che nel frattempo noi abbiamo fatto una guerra in Jugoslavia, appunto destabilizzando il cuscinetto fra noi e l'Unione Sovietica e la Russia. Poi abbiamo messo del nostro, sempre un po' a modo nostro, cioè con la mano sinistra, anche nella disintegrazione della Libia, e quindi noi abbiamo una pressione russa e turca nei Balcani e più che una pressione, una presenza russa e turca nel sud del nostro paese, a ridosso della Sicilia. In queste aree gli americani non hanno fatto quasi nulla e non faranno granché. L'Italia può dare un suo contributo e questa è la carta che abbiamo costruito insieme proprio per far vedere come noi dobbiamo in qualche modo cercare di ristabilizzare, no, torna a quella precedente, di ristabilizzare insieme con gli americani l'area balcanica e l'area del Nord Africa, che vuol dire poi migrazioni, ma vuol dire oggi anche gas e quant'altro. Bene, se restiamo alla frontiera di nord-est, dobbiamo ormai considerare che l'area balcanica non è più i Balcani propriamente detti, ma, è triste dirlo, ma è così, molto probabilmente comprenderà nei prossimi decenni almeno l'Ucraina, perché l'Ucraina appunto è un paese semidistrutto e in cui sarà molto difficile ricostruire, qualsiasi sia il confine con la Russia, delle istituzioni forti, un governo forte. Consideriamo che parliamo del paese più povero d'Europa e anche di uno dei più corrotti dal punto di vista anche delle istituzioni. Quindi in quest'area balcanico-adriatica e Nord Africa qualcosa insieme possiamo fare. Molto meno, ma qualcosa possiamo fare anche in quest'area del Medio Oriente. Quindi le debolezze di capacità americana di intervento e le nostre aree più calde, più pericolose coincidono. Quindi in quest'area gli americani, senza metterci chissà quali risorse, possono appoggiare un'azione italiana che deve evidentemente essere strategica, cioè deve essere politico-diplomatica, economica e, se necessario, anche militare. Ultima cosa, noi abbiamo delle forze armate che da un punto di vista tecnico non sono affatto male, però hanno una limitazione ovvia, che soprattutto è molto nota a chi non ci vuole bene, e cioè che noi non spariamo mai per primi. Quando una nave italiana in una missione militare entra in una linea di fuoco, a differenza di una nave turca o di una nave inglese o di una nave francese, sa che c'ha questo handicap che non dipende dal fatto che abbiamo in tutta la marina 63 missili, mentre gli Houthi ce ne hanno alcune migliaia, oltre ai droni, ma dipende dal fatto che appunto noi, per delle autolimitazioni istituzionali e culturali, siamo in una condizione di dover prima assorbire un attacco e poi quel che resta dopo l'attacco eventualmente reagisce. Nelle occasioni in cui siamo stati attaccati, per fortuna limitatamente nella missione del Mar Rosso, devo dire che siamo stati bravi, perché con dei droni che ci attaccavano, droni Houthi, i cannoncini della Caio Duilio hanno fatto centro e li hanno fatti fuori, fra l'altro in maniera molto più economica di quanto non facciano spesso i nostri alleati, che sono dotati di missili ben più potenti. Quindi tecnicamente ce la sappiamo cavare e abbiamo gente molto in gamba, ma se dovessimo veramente affrontare la guerra, la dovremmo affrontare partendo da una posizione di debolezza. E questo perché appunto America ha altro da fare.
ringrazio il direttore per aver tratteggiato anche una panoramica più ampia, che era un po' la seconda domanda, e alla vigilia di quelle che sono le elezioni americane, perché abbiamo parlato di identità, di dimensione interna e sul tavolo la grande curiosità, gli occhi puntati ovviamente del mondo sono su come andranno queste elezioni. Quindi mi chiedevo e volevo chiederti che cosa accadrebbe all'Europa se Biden vincesse le elezioni, piuttosto invece cosa accadrebbe se ci fosse un cambio al vertice di stampo repubblicano. E può il fatto che Trump, che peraltro viene dato comunque da alcuni sondaggi e da vari rumors in vantaggio, potrebbe allontanarci dalla guerra? Forse una delle cose che dovremmo fare in una fase storica di cambiamento, di transizione egemonica dall'America verso non si sa che cosa, ma certamente in una fase lunga di caos, è quella di smetterla di pensare che le elezioni siano decisive. Perché è una nostra fissazione. Noi pensiamo sempre per cicli elettorali, adesso tutto il mondo italiano quantomeno sembra preoccupato unicamente da chi vince le elezioni europee, cioè elezioni per un Parlamento che non conta niente, però noi ne facciamo un evento epocale. Certamente le elezioni americane sono molto più importanti, però la mia personale impressione è che se è vero quello che ho detto, ma può essere anche falso, se l'America è veramente in una crisi strutturale di identità e se la società americana è spaccata, che sia Trump o che sia Biden fa una piccola differenza, ma appunto una piccola differenza. Intanto, visto che abbiamo parlato di Kennedy, forse una persona che potrà decidere queste elezioni è un Kennedy. Abbiamo un discendente della gloriosa famiglia che a quanto pare vuole presentarsi come terzo candidato. Non è vietato, ovviamente. È successo varie volte che ci sono dei candidati indipendenti che si presentano. Però se si presenta Kennedy, che diciamo non è certamente uno di destra, sarebbe un bel problema per Biden, perché Kennedy toglierebbe a Biden un bel po' di voti e questo ovviamente, se non proprio la vittoria assicurata, quasi per Trump. Poi se vogliamo parlare delle persone, intanto parliamo del ruolo. Chi è il presidente degli Stati Uniti? È il capo dell'America? Ma no, l'America non ha un capo, ha un portabandiera che è il presidente. Ma i poteri, dove si decidono le cose, non è che il presidente a un certo punto decide spicciamo questo bottone rosso e facciamo partire la bomba atomica. Ci sono una quantità di livelli di apparati tecnocratici, di poteri e contropoteri che circondano il presidente e che, salvo casi estremi, sono abbastanza decisivi. Comunque, ammettiamo invece che il presidente sia il dittatore assoluto, cosa che non è. Se vince Biden, l'incognita purtroppo, tocca dirlo, è unicamente psicosanitaria, cioè non sappiamo come starà questo signore nel periodo 2025-2029. E sì, ci sarà. E dall'altra parte abbiamo un signore che non è molto più giovane, ma piuttosto baldanzoso, il quale però anche qui, più che sanitario psico, lascia qualche dubbio sulle sue facoltà, ma soprattutto lascia una certezza, cioè il giorno dopo in cui Trump fosse eletto Presidente della Repubblica, come è ben possibile, il 90% degli apparati americani gli giocherebbe contro. È già accaduto in maniera più sotterranea prima, dopo che questo signore ha tentato un colpo di Stato nel 2020 per impedire a Biden di diventare presidente e per impedire a quegli apparati di Washington che lo hanno boicottato di continuare a boicottarlo. Insomma, penso che ci sarebbe una reazione. Così come ci sarebbe una reazione, ma questa volta non degli apparati, ma di una parte notevole del popolo americano, in caso di vittoria di Biden. Insomma, in parole povere, chiunque venga eletto a novembre sarà un presidente non legittimo per metà degli americani oppure per 3/4 degli apparati americani, o tutte e due insieme. Quindi, ancora una volta, è certamente interessante e importante, ma se noi guardiamo la cosa un pochino più nel medio-lungo periodo, ma anche non tanto medio,
se veramente, come è ovvio mi pare, ma anche da prima di Biden e di Trump, anche Obama, anche l'ultimo Bush avevano avviato questo percorso, se l'America vuole ritirarsi, tra virgolette, che non vuol dire abbandonare le basi, alcune sì forse, ma vuol dire occuparsi meno del resto del mondo perché c'è troppi problemi a casa propria, insisto, diventiamo molto più responsabili di noi stessi e quindi dobbiamo cominciare a ragionare in termini diversi. Grazie. Di fatto ha introdotto e già risposto parzialmente a una ulteriore domanda che era come potrebbe cambiare il rapporto transatlantico e come cambierebbero gli equilibri europei nel caso di un riacuirsi delle dinamiche di una nuova guerra fredda, No, questa non l'ho, o Flavia. peggio ancora di un conflitto globale. Abbiamo Sì, tracciato delle direttrici verso questa risposta, però forse adesso ti ringrazio. la domanda sì. è più mirata. Sì, un'altra cosa di cui parliamo in Italia, senza a mio avviso coglierne molto il senso, è l'Europa, come se esistesse un soggetto Europa, no? L'Europa che fa, l'Europa che dice. Intanto se per Europa intendiamo Unione Europea ovviamente ci siamo anche noi, ma però è sempre qualcosa di fuori, ma soprattutto non è un soggetto e per chi ne dubitasse basta vedere, fra le mille altre cose, ciò che è accaduto in conseguenza della guerra in Ucraina. Innanzitutto l'Unione Europea oggi è sostanzialmente una sottomarca della NATO, intesa come presenza americana in Europa. Intanto perché le due formazioni, cioè i soci del Club Atlantico e i soci del Club Unione Europea sono gli stessi o quasi, salvo uno o due paesi. E non per caso, perché la stessa, come la chiamiamo noi, va bene, per capirci, Europa, anche se questo discorso ci porterebbe molto lontano, non è nata per spontanea volontà dei popoli europei, ma è nata per il fatto che i popoli, le potenze europee hanno perso 2 guerre mondiali di seguito, si sono suicidati e quello quindi che era il fattore di potenza determinante nel mondo, cioè appunto gli imperi europei, si è distrutto e è arrivato l'impero americano in Europa. E io dico fortunatamente perché questi 75 anni o quanti sono di pace li dobbiamo a questa realtà. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire che sotto la superficie però le divisioni restano. Come hanno reagito i paesi della UE e NATO alla guerra in Ucraina? Alcuni, per esempio la Polonia, per esempio i paesi baltici, per esempio la Svezia, gli scandinavi in genere, per esempio la Romania, insomma i paesi della fascia vicina alla Russia, quella che Biden chiama l'avanguardia antirussa, non vorrebbero che la guerra finisse con la sconfitta della Russia, vorrebbero che la guerra finisse con la distruzione della Russia, che è una cosa diversa, e che certamente non è l'obiettivo americano. Quando Biden dice non vogliamo fare la guerra alla Russia lo dice perché ci crede, ma lo dicono gli americani, non sono così stupidi da non rendersi conto che una guerra fra America e Russia sarebbe la fine di entrambe e anche del resto del pianeta. Per alcuni paesi invece sussiste la speranza che il regime russo possa disintegrarsi dall'interno e poi quello che dovrebbe succedere dopo evidentemente non appartiene al loro ordine di pensieri, perché altrimenti dovrebbero decidere, una volta che tutto lo spazio che va dal confine polacco al confine cinese non è più Russia, che cosa succede? Chi se ne occupa? È una domanda a cui ovviamente non possiamo dare risposte. Poi però c'è un'altra parte, che chiamiamola Europa occidentale, che al di là delle dichiarazioni pubbliche, della retorica, sotto sotto, ma nemmeno tanto sotto, si illude che questa guerra a un certo punto finirà in un modo o in un altro e tutto tornerà come era prima. I tedeschi già stanno pensando come ricostruire il gasdotto che gli americani o chi per loro ha fatto saltare in mezzo al Baltico. E in questo gruppo ci siamo anche noi, ovviamente. Poi però ci sono altri paesi, l'Ungheria, la Slovacchia, e poi c'è un altro grande paese, ancora più grande di tutti questi, che si chiama Turchia, che è un membro della NATO e che vorrebbe entrare anche nell'Unione Europea, il quale si muove da battitore libero perché si considera un grande impero, lo è stato sotto forma ottomana, e vuole tornare ad esserlo. E noi ci troviamo oggi la Turchia dentro casa, ce la troviamo in Libia, ce la troviamo nei Balcani, adesso in Kosovo abbiamo un turco che ha preso il comando, tanto per dirne una, ce la troviamo anche nei porti italiani, le aziende turche stanno acquistando a destra e a sinistra.
intendiamoci, è un paese alleato, ma evidentemente per modo di dire, nel senso che un impero non è che si allea, un impero cerca di costruire una sua sfera di influenza. La lista potrebbe continuare. L'Inghilterra, per esempio, gioca una partita tutta sua. Quando ucraini e russi alla fine di marzo del 2022, quindi un mese dopo l'invasione russa, avevano parafato in Turchia un cessate il fuoco che prevedeva il ritiro dei russi dai territori occupati dopo l'invasione del 24 febbraio e la neutralizzazione dell'Ucraina, quindi sostanzialmente un pareggio. Che cosa è successo? Il primo ministro britannico Johnson è volato a Kiev da Zelensky e ha detto: no, guarda, tu questa cosa non la firmi perché noi dobbiamo finire di dissanguare la Russia. E la guerra è continuata. Non l'America, l'Inghilterra. L'Inghilterra, che come sappiamo è stato il più grande impero di tutti i tempi prima dell'America e al quale impero britannico l'impero americano è succeduto, si considera un po' quello che era la Grecia nei confronti di Roma, cioè sperare di spiegare a questi rozzoni dei romani ieri, degli americani oggi, come vanno le cose. E naturalmente le cose per gli inglesi vanno sempre in funzione antirussa. Il famoso grande gioco inglese-russo è qualcosa che persiste nella mente, nella mentalità, nella cultura strategica britannica e naturalmente anche russa, in modo piuttosto decisivo. Quindi in questa fase ognuno si muove per conto suo, quelli che riescono a muoversi, e se ha dei problemi li cerca di scaricare dove può e eventualmente anche sulla testa degli alleati. Ultimo caso, forse più grave di tutti, la Germania. La Germania oggi è il paese che ha perso, a parte l'Ucraina che è stata distrutta e a parte la Russia che ha avuto forti perdite, la Germania è il paese che ha perso la guerra, ci è abituata, ogni guerra mondiale la perde. Ma l'ha persa perché? Senza nemmeno combattere. Perché aveva un modello di sviluppo e di organizzazione sociale e di presenza nel mondo basato su 3 cose. Il gas russo, via tubo, particolarmente economico, flussi garantiti, indipendentemente dal regime. I flussi di gas russo verso la Germania attraverso lo scambio tubi tedeschi gas russo risale al 1970, quando c'era l'Unione Sovietica. Non ci sono più i comunisti a Mosca, ci sono questi che insomma certamente non sono di sinistra e la Germania nel frattempo si è riunificata, ma il sistema funziona a prescindere dai regimi. Bene, che cosa è successo? O direttamente o indirettamente gli americani gli hanno fatto saltare questo. È stata dal punto di vista americano la grande vittoria in questa guerra, perché al di là dell'Ucraina, certamente importante, l'obiettivo strategico dell'America in Europa è stato e rimane di impedire che Germania e Russia si mettano troppo d'accordo. Infatti il motto della NATO lo ricordate tutti, no? Americani dentro, russi fuori, tedeschi sotto. Il tedeschi sotto ce lo siamo un po' dimenticati, ma permane, cioè dovunque tu vada in America, Germans down è proprio, a mio avviso, anche più importante di Russians out, perché loro sanno bene che i russi hanno un po' di problemi a immaginare di riprendersi la responsabilità dell'Europa, però non vogliono che diciamo, le ricchezze materiali, le materie prime russe si sposino con la tecnologia tedesca e magari anche con la Cina e creino quindi un fattore di potenza anti-americano nel continente eurasiatico. Quindi il primo fattore è energia. Adesso abbiamo in Germania un governo verde che va a carbone e ha fatto fuori le centrali nucleari. Secondo, il mercato cinese. La Germania, dopo aver particolarmente insistito nel utilizzare fino all'ultima risorsa il mercato europeo, da 30 anni aveva puntato sul mercato cinese. Adesso la Cina saluta la Germania, non ci sono più le Volkswagen a Pechino, ci sono delle eleganti ma insomma funzionali macchinette elettriche cinesi e l'industria tedesca si trova mal partito. Anzi, una buona parte dell'industria tedesca sta delocalizzando verso l'America perché l'America gli dà gli incentivi e quindi sottrae queste industrie a eventuali tentazioni di alleanza con la Russia e con la Cina. Terzo fattore, il fattore intraeuropeo. Fino a 2 o 3 anni fa, quando parlava il cancelliere tedesco, che era una donna, la signora Merkel, era lei che dava l'inizio e dava la fine al dibattito intraeuropeo.
sempre mediando in maniera estenuante fra le differenze più differenti possibili. Adesso quando parla Scholz la gente fatica a tenere gli occhi aperti, semplicemente perché non ha l'autorevolezza che poteva avere prima la Germania, ma ce l'aveva perché la Merkel era Gesù Cristo. No, ce l'aveva perché si viveva in un contesto europeo in cui, appunto, essendo la pace garantita, essendo l'economia al centro di tutto, essendo la Germania la più grande potenza economica e anche la più pacifica perché praticamente aveva smantellato le sue forze armate, inevitabilmente le spettava il bastone di comando. E quindi, insomma, l'orizzonte è molto complesso, perché noi abbiamo contemporaneamente in crisi mamma e papà. Se per mamma intendiamo America e per papà intendiamo Germania, perché il vincolo securitario americano ha una sua controfaccia nel vincolo economico tedesco. Parole povere, la Germania garantisce il debito italiano. Il debito italiano sta crescendo anche a causa della guerra, sta crescendo anche a causa delle sanzioni che più che contro la Russia hanno agito contro coloro che le hanno indette contro la Russia, quindi anche noi, e questo inevitabilmente provoca qualche problema, cioè perdere contemporaneamente la sicurezza militare e la sicurezza economica e tornare anzi a una fase di politiche fiscali nel segno dell'austerità, come il cosiddetto patto di stabilità e crescita, che per noi significa instabilità e decrescita, sembra determinare, dobbiamo anche qui guardarci intorno. Ultima notazione, visto che siamo nell'Italia del Nord, si dice sempre l'Italia è la seconda manifattura d'Europa. Yes, ma è seconda manifattura d'Europa in quanto è 1 bis, cioè è integrata nel sistema tedesco. Quando il sistema tedesco, come è adesso, comincia a battere in testa, non funziona più, allora anche noi abbiamo dei problemi. Per fortuna nostra, pur non avendo più la grande industria, l'industria di Stato, perché ormai in giro per il mondo tutte le grandi industrie sono industrie di Stato, ma noi abbiamo smantellato le grandi industrie di Stato, abbiamo un'industria di medie dimensioni, una media industria molto attiva, molto flessibile, che a differenza dei colossi ha saputo, che non hanno la capacità perché sono troppo grossi di riorientarsi a seconda delle circostanze del mercato, ha saputo reagire in maniera molto brillante, almeno finora, e tenere una quota di mercato anche internazionale piuttosto notevole. Noi vorremmo lasciare spazio anche a delle domande dal pubblico, quindi non so se approfondire, perché poi ci eravamo parlati, no? Lasciamo spazio. C'era un'ultima domanda che guardava un po', no, volevo chiederle come si configura un po' il progetto di Putin di realizzare la grande Russia teorizzata da Leontief e da Dugin rispetto insomma al contesto che ha descritto, ma così anche era interessante capire, proprio visti i ragionamenti anche degli stati, come detto, no? Lì in limine, come reagirebbe l'Europa, per esempio, a una nuova exclave russa laddove la Russia conquistasse la Transnistria, però entriamo molto nel dettaglio. Non so se può esserci una risposta veloce, perché appunto non volevo togliere spazio al pubblico. Sì, la risposta è questa. La Russia di Putin personalmente vuole governare i russi, non vuole governare, per esempio, popolazioni come una buona parte della popolazione ucraina che non ama i russi, anzi direi che in questo momento la odia i russi, e comunque anche se pensasse di farlo, a quel punto rischierebbe la disintegrazione della Federazione Russa. Perché la Russia tutto sommato riesce a mantenere una pressione militare crescente nei confronti dell'Ucraina? Perché in una guerra d'attrito vince chi ha più riserve, in tutti i sensi, materiali, umane, culturali, e la Russia essendo quello che è e l'Ucraina essendo quello che è, in una guerra di attrito è inutile dire chi può vincere, o meglio chi può non perdere, perché è un'altra cosa. Non credo che Putin sia così, e comunque non è che può decidere solo lui ovviamente, sia così avventuroso da rischiare di entrare pesantemente in territori che non sono esattamente
facili da tenere, perché non è che devi solamente conquistarli, poi devi lasciarci una gran parte delle tue forze armate, spenderci un sacco di soldi e combattere una controguerriglia, cioè non proprio l'ideale. E come ultima domanda, così un po' col punto di vista di casa nostra, lo dico da friulana, abbiamo visto ultimamente, abbiamo assistito insomma al fatto che molti paesi stanno valutando di reintrodurre per esempio la leva obbligatoria, si stanno organizzando per rinforzare il fianco est della NATO, dal Baltico al Mar Nero. Nel nostro piccolissimo, da un punto di vista strategico, il Friuli Venezia Giulia, appunto regione più a est d'Italia, in uno scenario di guerra convenzionale, come si potrebbe riconfigurare? Come all'epoca del glorioso Quinto Corpo d'Armata, o le nuove tecnologie aprirebbero scenari completamente diversi? Mi dispiace, ma per quanto io possa immaginare il futuro, non riesco a vedere non come il nord-est, ma come l'Italia possa organizzarsi rispetto a una guerra. Insomma, cerchiamo di essere onesti con noi stessi. Noi non potremmo combattere una guerra vera, possiamo compiere delle missioni, possiamo compiere qualche intervento limitato qua e là, ma se una grande potenza, per esempio la Russia, impazzisse, o anche un'altra, e decidesse di invadere l'Italia, saremmo rimessi agli americani. Vogliono gli americani difendere il nostro paese? O meglio, tradotto in italiano, vogliono gli americani difendere le basi americane in Italia? Non posso rispondere io. Ok, chiaro. Mentre si organizzano coloro che vorrebbero porre una domanda al direttore Caracciolo, avevamo pensato a 2 microfoni, uno a destra e uno a sinistra, e quindi a una prenotazione alla Anche dottoressa Bortolotti e a ah, Annalisa Ballandini. certo, anche per quelli che sono sopra, magari scendono fino al pianerottolo lì, perché così riusciamo a gestire meglio Ecco. i tempi, perché siamo molto tardi. Sì, abbiamo Era una che ora mezz'oretta inizia al cinema. Abbiamo una mezz'oretta, diciamo. Inizia alle 21. Però nel mentre si organizzano appunto Ok. coloro che eventualmente vogliono porre una domanda, volevo rubare qualche minuto per i ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, e oltre agli ospiti, gli uffici e le maestranze, in particolare a Annalisa Ballandini, al dottor Giorgio Valent, alla dottoressa Cristina Mainardis, alla dottoressa Loredana Bortolotti, a Tiziana Di Zia, allo staff di Visit Gemona, alla Cineteca del Friuli col suo staff, alla Proloco Proglemona, e saluto e ringrazio il presidente che ho visto in sala, Marco Patat, e ai volontari che si occupano della sicurezza, Sergio Artico e Gino Patat, a Martina Andenna di Sportland, e ovviamente ai collaboratori che insieme ai nostri uffici si occupano di turismo e di ricezione, ai collaboratori, dicevo, della Proloco, Cristina Rumitz e Nicola Sbaizzero. Io chiederei cortesemente ecco, c'è già una prima domanda, vorrei poi chiedere, ecco, in chiusura un attimo di attenzione, perché volevamo dare un omaggio al direttore, a Laura, però procediamo con le domande visto che ci sono già delle prenotazioni. Grazie. Buonasera a tutti, sono Saverio di Gemona. Volevo chiedere un parere sulla Francia. Grazie. Che meraviglia. No, perché mi capita ogni tanto di fare delle discussioni, ma mi fosse capitato uno che mi facesse una domanda secca come me l'ha fatta lei. In genere si comincia parlando di mamma, papà, eccetera, poi grazie, quindi grazie per questo. Come vedo la Francia? Meglio della Germania, ma non molto. La Francia è un paese che per la sua storia vive questo gap, questo divario tra ciò che vorrebbe essere e ciò che è. E lo si vede anche dall'organizzazione del sistema politico. Il Presidente della Repubblica francese è un re anche piuttosto capriccioso, che la spara grossa un giorno in un senso, l'altro nel senso opposto, ma siccome è re
può dire quello che vuole. Ma a parte il presidente, che vale quello che vale, la società francese, a proposito di crisi di identità, è alle prese con il fatto di non avere trovato un modello di integrazione, non voglio usare la parola sostenibile perché non mi piace, che possa funzionare. Il risultato è che una parte non irrilevante del territorio della Repubblica francese oggi non è sotto il controllo dello Stato. Andate a Marsiglia, tanto per dire una cosa, andate in certe periferie di Parigi, andate nel nord. E non perché ci siano dei francesi ribelli, ma perché ci sono delle popolazioni, magari anche di passaporto francese, che non si considerano effettivamente citoyen, cittadini della gloriosa Repubblica francese. E questo è un dato, ancora una volta, strutturale. Possiamo fare tutte le altre considerazioni, ma quando tu hai una quota rilevante della tua popolazione che vive nel tuo paese, sotto il tuo Stato, che non si considera parte effettiva e che vive delle vite separate, allora il problema è piuttosto serio. Per la verità abbiamo anche noi dei problemi con la nostra criminalità organizzata, ma tendenzialmente sono italiani, anche se poi arrivano le mafie estere. Lì invece non è questione di mafie, è questione proprio di territori, ci sono anche le mafie per carità, ma è questione di territori fuori controllo. E la seconda cosa, e chiudo qui, la Francia pensa di avere ancora una funzione mondiale. Noi parliamo della Francia come se fosse un paese europeo. I francesi parlano della Francia considerandola una potenza mondiale. La Francia ha territori in tutti i 5 continenti, sì, magari sono piccole isole o poco più, ma ha una visione del mondo, ha il secondo spazio marittimo del mondo, forse anche il primo in termini di spazio. E le risorse che sono quelle di un popolo di 60 milioni di abitanti, però, di cui, come dicevo, una quota non ci sta. Sì, hanno la bomba atomica, hanno delle forze armate rispettabili, ma certamente non credo che Putin abbia avuto una crisi isterica quando Macron ha detto che avrebbe potuto mandare dei soldati a combattere contro i suoi. Un'altra domanda da qui? Grazie. Buonasera. Allora, faccio una premessa. Ecco, questa serata, devo dire, ha toccato un po' il mio stato d'animo, perché quando ho fatto il militare all'epoca, io ero proprio su quella cortina di ferro, sul fronte, quindi Italia, ex Jugoslavia, e avevamo questo compito appunto di presidiare il confine. Ma a parte questo momento così emozionale per me, perché ripensare al periodo militare è sempre, mi suscita dei sentimenti abbastanza forti, anche così di attaccamento ai valori della nostra democrazia, ai valori della nostra patria. E io sono convinto che le nostre forze armate comunque sono veramente all'altezza, sono preparate e hanno un forte senso anche, diciamo così, di attaccamento a questi valori. Chiusa questa parentesi, scusatemi, velocissima la domanda: cosa pensa della Cina? Grazie. La grande assente di questa sera. Vabbè, la prossima domanda me la faccio da solo, che cosa penso dell'America, della Russia? Grazie. Cosa penso della Cina? Dal punto di vista dell'America, cioè chiamiamola per capirci gergalmente della nostra mamma dal punto di vista geopolitico strategico, è il nemico con la N maiuscola, nel senso che a differenza della Russia, la Cina, secondo gli americani, è il paese che può prenderne il posto come numero 1 mondiale nel giro di qualche decennio. Non credo che sarà così, ma non perché per qualche motivo specifico, ma alla Cina mancano 2 o 3 cose decisive per poter avere una egemonia mondiale o comunque per giocare il ruolo decisivo. La prima è che la Cina ha sempre pensato se stessa come il mondo nella sua storia, cioè quando i cinesi dicono tutto sotto il cielo intendono, che è il loro modo di interpretare il mondo, intendono la Cina. La Cina, diciamo, più o meno è quella da qualche millennio e non credo che sarà molto diversa. La Cina però è una grande potenza economica e commerciale che vuole poter commerciare con il resto del mondo e naturalmente commerciando poi inevitabilmente ti vengono delle tentazioni ed è quello che effettivamente ci deve preoccupare.
Cioè, quando tu cominci a parlare di Via della Seta, cosa vuol dire? Che tu pensi a un sistema di collegamenti infrastrutturali, quindi commerciali, quindi economici, quindi energetici, con i paesi che sono toccati da questi percorsi, e però questi percorsi hanno bisogno di essere protetti, anche perché in genere sono opera di lavoratori cinesi, i quali lavoratori cinesi in ambienti non esattamente cinesi e non esattamente amichevoli si trovano ad essere qualche volta in pericolo, quindi mando polizie, intelligence, e se non basta mando le forze armate. Noi oggi abbiamo formalmente una base cinese fuori dalla Cina, l'America ne dichiara 800, quindi saranno almeno 1000, 1200, una base che sta a Djibouti, dove ci sono praticamente tutti i paesi del mondo, tra cui anche una piccola base italiana. Ed è la base più grande in quella zona del Mar Rosso, che è così strategica in questa fase. Però se noi andiamo a guardare come si muovono i cinesi in Pakistan, in Cambogia, sempre più in Asia centrale, eccetera, vediamo che appunto insieme all'economia, insieme al commercio, questa capacità anche di proiezione potenziale, almeno di forza, è fondamentale. Comunque la partita decisiva fra Cina e Stati Uniti si giocherà nel cosiddetto Indo-Pacifico, perché l'obiettivo della Cina è di diventare quello che è oggi l'America e quello che era una volta la Gran Bretagna, cioè padrone degli oceani. Chi domina gli oceani, tra virgolette, domina il mondo, fosse solo per la ragione economica piuttosto cogente che il 95% delle merci che circolano nel mondo passano per il mare, passano per le grandi rotte oceaniche. E la Cina non vuole più essere costretta nel mare di casa, ma vuole prendere Taiwan, o meglio riprendere dal suo punto di vista, ed espandersi nell'Oceano Pacifico, ciò che per gli americani è assolutamente inaccettabile. E lì a un certo punto il rischio effettivamente che scoppi una guerra c'è. Nelle condizioni attuali, francamente, io non la rischierei né se fossi americano né se fossi cinese. Se fossi americano mi pare di averlo spiegato. Se fossi cinese, perché comunque nemmeno la società cinese sta così bene. Intanto è diventata negli ultimi anni una società di figli unici e si sa che quando una famiglia ha un figlio unico tendenzialmente il suo obiettivo non è quello di mandarlo a morire per la patria. E in secondo luogo la Cina non combatte una guerra da tempo immemorabile, quindi può avere le forze armate più importanti del mondo in proiezione, ma non sappiamo che cosa sappiano fare effettivamente, quindi insomma qualche dubbio ce l'avrei. La ringrazio della domanda. Buonasera, io avrei una domanda telegrafica. Ecco, la domanda è la seguente. In che modo l'ONU potrebbe tornare ad avere un ruolo in questi conflitti? Perché notiamo che, almeno dalla mia piccola esperienza, l'ONU è il grande assente, un sistema di paesi che è in gran parte inascoltato. Per esempio, mi ricordo che quando era scoppiata la guerra in Ucraina, alcuni mesi dopo un gruppo di paesi africani avevano creato una delegazione ed erano andati a parlare con i russi e con gli ucraini proprio per cercare di risolvere la questione. Mi sembra la Namibia, che avesse poi di questo non ho ricevuto non c'è stato nessuno sviluppo, ecco. Grazie. Organizzazione delle Nazioni Unite si chiama l'ONU, no? Cioè praticamente tutti i paesi del mondo sono dentro l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Le nazioni del mondo sono unite? No. Quindi che cosa possiamo domandare all'ONU? Il nulla che fa. Cioè diciamo il nulla. L'ONU è un'organizzazione che copre una quota di welfare mondiale, nel senso che spende un sacco di soldi per tenersi in piedi, ma nessuno credo abbia mai visto l'ONU svolgere un ruolo decisivo in qualsiasi teatro del mondo, perché evidentemente mettere d'accordo tutti i paesi del mondo è impossibile e perché quei paesi che hanno un particolare diritto di veto nel Consiglio di sicurezza sono quelli che possono decidere, salvo poi il fatto che le decisioni del Consiglio di sicurezza in genere lasciano anche queste il tempo che trovano. Ancora una domanda.
Sappiamo tutto dell'Ucraina, dei suoi limiti, delle sue difficoltà nella guerra, ma cosa sappiamo della Russia, come è messa, il consenso popolare e così via? Padre, io non so, sicuramente io non so tutto dell'Ucraina, ma non so nemmeno quanto persone più responsabili di me sappiano tutto dell'Ucraina, a cominciare dagli americani stessi. Anche perché, per esempio, parlando anche qui, ma insomma non è una cosa... I militari americani sanno molto bene che una quota rilevante delle armi che loro danno agli ucraini vanno altrove e in parte vanno anche ai russi, perché semplicemente il grado di diciamo, disintegrazione dell'apparato ucraino, questo per dire quanto poco sappiamo dell'Ucraina. Quanto alla Russia, forse ne sappiamo un po' di più perché la Russia diciamo, ha una storia un po' più lunga e quindi è stata studiata, conosciuta. Certo, quello che è accaduto negli ultimi anni, anche in conseguenza della guerra, è che un regime già piuttosto chiuso e illiberale si è chiuso ancora di più. Cioè, oggi il controllo sulla popolazione russa è particolarmente stretto. Allo stesso tempo, da tutti i dati che noi abbiamo, per esempio quelli dell'Istituto Levada, che è un istituto relativamente, anzi senza relativamente indipendente, che fa dei sondaggi di opinione in Russia, si sa che una quota rilevante maggioritaria in ogni caso della popolazione russa sostiene la guerra. Ma questo diciamo, è un riflesso condizionato in un paese che rispetto al nostro, tornando al discorso di prima, di guerre ne ha fatte, ne ha combattute, in genere le ha anche vinte, e che ha una idea di sé molto molto alta, si considera e vuole essere considerato una grande potenza. Questo per quanto riguarda l'aspetto strettamente strategico. Certo, quello che non è ben chiaro è che cosa potrà succedere quando, penso non fra 10 anni, non ci sarà più Putin, perché tutto il sistema che Putin ha costruito intorno a sé è stato creato attraverso dirigenti della intelligence da cui lui stesso proviene. Ora sì, l'intelligence è un potere pervasivo e potentissimo, ma nel momento in cui il capo dovesse perdere le elezioni un po' difficili, ma insomma dovesse essere estromesso dal Cremlino, non sappiamo quello che può succedere. La mia personale impressione è che la Russia apparentemente potrà cogliere una vittoria militare in Ucraina, ma la sta già pagando a un prezzo altissimo, ma non un prezzo economico, che anche c'è ma è limitato, ma un prezzo geopolitico, perché questo spendere le proprie risorse in Ucraina, in questa guerra di logoramento, ha permesso alla Cina di penetrare ancora di più lo spazio una volta sovietico in Asia centrale, ma nella stessa Siberia. Il porto di Vladivostok è stato comprato dai cinesi. Insomma, la Cina sta mettendo la Russia sotto, e siccome una cosa la sappiamo molto bene dei russi è che detestano i cinesi, e sappiamo anche molto bene che i cinesi detestano i russi, non è una buona notizia. Tutto sommato i russi vorrebbero mettersi d'accordo con gli americani, non con i cinesi. Buonasera, dottor Caracciolo, Maurizio di Fant San Daniele. Allora, innanzitutto per dire brevemente che ringrazio la dottoressa per il suo interessamento per il tagliamento. Io sono un modesto presidente di un comitato che da 20 anni si interessa delle sorti del tagliamento. Il tagliamento è sotto attacco, opere di tutti i generi, ma speriamo, insomma, sembra che la politica ci sia arrivata, perché prima o poi i nostri ci arrivano. Ecco, pensiamo che sia il momento, insomma, di dimenticare traverse, dighe, che poi farebbero solo danni sulle spiagge, perché se vogliamo eliminare le due spiagge di Lignano Sabbiadoro e Bibbione dall'altra parte, basta solo che ci mettiamo una traversa, avremo evitato l'apporto di limo, di sabbia, eccetera, e quindi il problema delle spiagge non si porrebbe più. Benissimo. Adesso io le faccio una domanda, vorrei parlare di un argomento che lei conosce senz'altro, la vicenda di Portsous.
Quindi siamo con i garibaldini e con quelli della Osopo. Quello che è successo un po' lo sappiamo, ma non sappiamo tutto. Per esempio, io le chiedo, ma il presidente della Jugoslavia, l'allora maresciallo Tito, aveva intenzione, secondo me, secondo le notizie che mi sono arrivate, cioè lui voleva arrivare praticamente a tenersi il Friuli fino al tagliamento. Il tagliamento sarebbe stato appunto il Limes. Ecco, lei ne sa qualcosa di più su questa vicenda, su questa faccenda? Grazie. No, è così. Lui non solo voleva Trieste, ma voleva un po' tutta questa regione. Bisogna anche ricordarlo, una parte rilevante anche dei dirigenti del Partito Comunista Italiano, a cominciare da Togliatti, non erano così decisi nel difendere la italianità di questo territorio. E infatti fino a guerra finita e un paio d'anni dopo, e comunque fino alla soluzione della questione di Trieste, le ambizioni jugoslave erano manifeste. Poi ci è voluto ancora molto tempo per arrivare ad Osimo. Nel frattempo la Jugoslavia non esiste più, Tito è morto da un bel po' di tempo, però voglio anche ricordare che appunto, a parte questo tentativo, ma vogliamo anche ricordare quello che volevano fare i francesi sulla frontiera occidentale, cioè prendersi il Val d'Aosta, mezzo Piemonte e mezza Liguria. Vogliamo dimenticare che gli inglesi volevano separare la Sicilia dall'Italia. Quando un paese perde non è più padrone di sé, c'è niente da fare. Abbiamo voluto fare quella guerra e ne siamo stati massacrati. Ciò detto, ripeto, la Jugoslavia è stata per diversi decenni di fatto il paese che meglio ci proteggeva dall'Unione Sovietica. Voglio ricordare, perché ormai sono tutti documenti noti, che i piani NATO prevedevano che in caso di invasione sovietica dell'Italia i primi rinforzi americani sarebbero stati un reggimento della Guardia Nazionale dell'Alabama che sarebbe arrivato dopo 2 settimane, cioè quando i russi stavano a Milano, e un battaglione di paracadutisti portoghesi. Grazie a lei. Ancora una domanda qui? Buonasera, grazie a entrambi per gli interventi di questa sera. Si è citata l'area balcanica come area di collaborazione con gli Stati Uniti in funzione stabilizzatrice, eccetera. Volevo chiederle come si immagina la stabilizzazione di quest'area, la collaborazione con gli Stati Uniti in quest'area e il ruolo della Turchia in quest'area. Parteciperebbe anche lei? Se ne sta fuori? Allora, stabilizzare i Balcani è come disseccare l'oceano, non è un'operazione immaginabile. Tenerli in qualche modo tiepidi, quello sì, e impedire che da lì arrivino delle minacce, quello è decisivo. Perché se è vero quello che dicevo prima, cioè che l'Ucraina rischia di essere balcanizzata, che cosa vuol dire? Vuol dire che diventa di fatto dipendente totalmente dalla Russia, sempre che non si balcanizzi anche la Russia, e che quindi tutta l'area che va appunto dal confine russo, quale che sia, tra Russia e Ucraina dopo questa guerra, sarà un'area in cui l'influenza russa sarà piuttosto pesante. E ricordo a noi stessi, perché noi ogni tanto pensiamo di essere un paese neutrale, non lo siamo, e soprattutto dal punto di vista russo attualmente noi siamo classificati paese nemico. Noi non consideriamo nemico nessuno, per carità, però i russi considerano nemico noi e francamente credo che sia una questione abbastanza dirimente, il che non vuol dire che ci spareremo addosso, non credo, però teniamo presente questo dato. Quindi stabilizzare i Balcani, adesso gli americani non sanno nemmeno dove sono i Balcani, ma quando dovesse crearsi una situazione di questo genere, cioè con una Russia che esce relativamente bene dalla guerra in Ucraina, si prende un pezzo di Ucraina e magari si prende anche qualcosina d'altro, non NATO, perché sennò farebbe la guerra con l'America, e i Balcani, insomma, a un certo punto se io fossi balcanico direi vabbè, l'America ha altri problemi, gli europei peggio che andare di notte, che cosa mi restano? Mi restano i russi e i turchi. E lì sarà probabilmente la partita dei prossimi decenni in quell'area, e non solo in quell'area, sarà più russo-turca che nostra contro la Russia. E quindi una qualche collaborazione con gli americani per evitare di essere messi di fronte a questo. Poi lei diceva possiamo collaborare con i turchi? Sì, possiamo. Abbiamo degli ottimi rapporti con i turchi,
anche perché i turchi sanno che noi non possiamo dargli tanto fastidio, e hanno sperimentato l'Italia quando qualche anno fa, come ricorderete, il governo che l'Italia aveva messo a Tripoli, che governava più o meno i suoi uffici, chiamò vari paesi vicini, tra cui anche il nostro, chiedendo soccorso perché le truppe del generale Haftar, cioè della Cirenaica, dell'altra metà della Libia, che erano più o meno sponsorizzate dalla Russia e tra parentesi anche dall'altro nostro alleato francese, stavano alle porte. E il signor Serraj, che era il capo di questo governo, chiamò credo 5 paesi, ricevette 4 no, e quando chiamò l'Italia cadde la linea. Risultato, i turchi a Tripoli, più o meno esattamente 100 anni dopo che gli italiani avevano cacciato i turchi da Tripoli, con delle battaglie un po' più sanguinose. Mi fa piacere constatare che avete ritardato l'orario di cena. Grazie dell'attenzione. Se posso. Se c'è spazio per un'ultima domanda. Sì, grazie. Forse se ne è accennato anche prima, uno dei trend che probabilmente riguardano gli Stati Uniti è il recupero di capacità produttiva, capacità manifatturiera dopo forse diciamo qualche eccesso nel periodo della globalizzazione e diciamo trend probabilmente anche promosso dalle stesse istituzioni, magari anche a prescindere dal colore politico. Ecco, come si può inquadrare anche a livello strategico questo trend, proprio questo contesto che dicevamo anche di schizofrenia degli Stati Uniti e magari anche in ottica diciamo di possibile impatto su una società dove magari negli ultimi anni c'è stato uno spostamento di posizioni lavorative verso magari i servizi o la finanza. Grazie. Qui mi tocca fare un po' di pubblicità al nostro numero perché si occupa esattamente di questo, cioè uno scavo all'interno della società americana fatto quasi tutto da americani, cioè non siamo noi che gli spieghiamo l'America, sono loro che ce la spiegano a noi. E purtroppo il verdetto è piuttosto preoccupante, nel senso che rimettere in piedi un paese che ha subito una sconfitta spesso funziona molto bene. Pensiamo solamente al nostro, alla Germania e al Giappone, che hanno perso la seconda guerra mondiale e ci hanno guadagnato dopo aver perso decine di milioni di persone. Rimettere in piedi un paese che non ha perso nessuna guerra, che sulla carta è ancora, non sulla carta, di fatto è la maggiore economia del mondo, teoricamente, e qui sì, teoricamente ci sta, alle migliori forze armate del mondo, che però non hanno più vinto una guerra della seconda guerra mondiale, è un pochino più complicato perché manca quell'impulso, quel sentimento patriottico, pratico, pragmatico che anima i paesi che vogliono ricostruire qualcosa partendo da zero. L'America parte da 100 e ha soprattutto, al di là dell'aspetto materiale, ha un'idea religiosa di sé, cioè l'America è una religione, non è un paese. Pensa a se stessa, ha pensato sempre a se stessa e comunque si è raccontata, anche se non lo pensava, come un paese in missione, la città sulla collina, il paradigma universale. Il presidente Wilson parlava di repubblica altruista, cioè noi siamo, perché ci siamo separati dagli europei nefandi che si sono massacrati per secoli, abbiamo conquistato un continente vuoto, che ovviamente vuoto non era, ma così ci se lo racconta, per poter creare una repubblica che poi sarà il mondo. Ecco, tutto questo è improvvisamente scomparso. Se voi andate nelle università, nelle scuole americane, ve ne rendete immediatamente conto. Il crollo culturale, ma proprio crollo, che c'è oggi in America è veramente impressionante. Anche il livello di autocensura. C'è in questo volume di Limes, nell'editoriale, abbiamo fatto una
similitudine che non l'abbiamo fatta noi, l'ha fatto un nostro autore americano, come se l'America fosse un po' come l'Unione Sovietica negli ultimi anni. Cioè nessuno pensava che l'Unione Sovietica sarebbe crollata, tantomeno che si sarebbe suicidata. Tutti pensavano che fosse normale, certo c'erano enormi problemi che si vedevano, ma la gente era abituata a pensare che domani sarà come oggi, così come oggi fu ieri. Ecco, adesso gli americani cominciano a pensare che forse sono entrati in una fase un po' sovietica, anche perché quando la potenza poi si riduce all'aspetto puramente militare, come era il caso sovietico per esempio, allora effettivamente i problemi sono... E soprattutto quando tu questa forza militare non la puoi più impiegare come la impiegavi prima, perché se la impieghi troppo il fronte interno ti crolla, i problemi cominciano a essere molto seri. Quindi obiettivamente, almeno per i prossimi anni, non riesco a vedere, ma spero di sbagliarmi, lo dico sinceramente, spero di sbagliarmi perché francamente per noi sarebbe un grosso problema questo, non riesco a vedere come l'America possa riprendersi. Poi, intendiamoci, gli americani sono anche gente molto pragmatica e hanno una capacità anche diplomatica, di dialogo con altri paesi, per esempio con i russi, tutto sommato, malgrado tutto, ancora c'è un dialogo che non funziona come ai tempi di Kennedy, ma che ancora permette. Con i cinesi non lo so. Uno dei problemi della crisi culturale americana è che quella tendenza che ha sempre avuto l'America di non interessarsi del resto del mondo, forse è stato l'unico impero di fatto che se ne fregava del resto del mondo, anche se di fatto lo dominava, è che nel momento della crisi non riesce più a capire che cosa c'è intorno a lei e quindi si trova abbastanza spaesata, non capisce più le mosse degli altri, non avrebbe mai immaginato che Putin avrebbe invaso l'Ucraina, non avrebbe mai immaginato che Netanyahu avrebbe cercato di fare una soluzione definitiva della questione palestinese in questo modo, non avrebbe mai immaginato di dover cedere posizioni un po' dappertutto perché non ha la possibilità di impegnarsi, non avrebbe mai immaginato che 4 Houthi bloccassero le vie di comunicazione economiche fra le più importanti al mondo. Quindi quando il grande entra in crisi, gli altri si fanno venire delle idee. Tutti gli altri paesi che hanno delle ambizioni, e sono tanti, pensiamo anche all'India, pensiamo alla Turchia, pensiamo alla Polonia, pensiamo al Giappone, stanno ricominciando a pensarsi come grandi potenze. Piccolo aneddoto che la dice già tutta. Conferenza di Monaco sulla sicurezza, uno dei panel pubblici, ci sono il ministro degli esteri americano, il ministro degli esteri indiano e la ministra degli esteri tedesca. E c'è una signora che fa la moderatrice. A un certo punto dice, beh, adesso parliamo un po' delle medie potenze. E l'indiano fa rivolto all'americano, vogliono parlare di te. Non so se mi si sente, ecco. Ora abbiamo raggiunto il limite massimo di tempo per poter permettere poi a questa sala di ritrasformarsi in sala cinematografica. Ringrazio Piera e Livio per la pazienza. Cosa c'è stasera di bello? Un mondo a parte con Antonio Albanese, ecco. Però prima di congedarci ringrazio ancora voi tutti. Ho visto, insomma, abbiamo sentito domande da più parti, grazie alle autorità presenti, grazie agli ospiti, grazie davvero a tutti. Abbiamo un piccolo pensiero da consegnare a Laura Canali. È un disegno del grafico Giulio Calderini che si è occupato di parte della grafica della mostra, ma ha prodotto questo quadro, possiamo chiamarlo così, tutto sulla famiglia Kennedy, quindi abbiamo piacere che tu ce l'abbia. Grazie. A Lucio Caracciolo che si è spinto fino a Gemona del Friuli il sigillo della nostra città. Grazie ancora a tutti voi. Grazie. Grazie a tutti. Con grande piacere. Che tu? Riportali in ufficio perché Regione, tutti quanti, questi ci Meglio, sono molto meglio. utili.
Sì, certo.